Incendio ieri sera in una casa a Roncade, padre e figlio sono stati salvati grazie all'intervento di alcuni passanti. Stiamo con la cronaca a Roncade, dove ieri sera padre e figlio hanno rischiato di morire nell'incendio che ha devastato la loro casa. Provvidenziale l'intervento di alcuni passanti che hanno permesso all'uomo e all'anziano di mettersi in salvo. Sentiamo. Dormivo davanti alla televisione, perché dorme sempre. Io ma fuori, soprattutto. Non se ne dava conto. Valeriano Morellato è scampato alla morte e con lui l'anziano padre di 88 anni, grazie all'intervento di alcuni vicini di casa. Ore 21 via San Rocco, Roncade. Silvana Sartor, assieme al compagno, passa in automobile davanti alla casa di Romolo e Valeriano Morellato. Padre e figlio sono all'interno e non si accorgono che la loro casa è praticamente inghiottita dalle fiamme. Ho fatto fare la retromarcia a mio marito e siamo andati vicino alla casa. Loro non si erano accorti di niente. Ho chiamato subito i vigili del fuoco. E poi mio marito, si è messo a urlare, a chiamare il papà e il figlio che erano dentro e non si erano accorti proprio di niente. Ho aperto la porta, c'era tutto un caldo. Sono andato solo a guardare la finestra e mi ho detto brusai dei. Mi ho fatto dove sigue. E dopo che ho portato 4 mostre di acqua. Ma non era buon faria, era del mino qua che si gava, se fu del marino, se brucia tutto, viene fuori. Tutto si svolge nel giro di pochi istanti. Valeriano riesce a portare fuori l'anziano padre, poi arrivano i vigili del fuoco, ma dell'abitazione ormai non c'è nulla da salvare. Chi ha salvato veramente mio papà e mio fratello sono Dalmino e Silvana Sartor che passavano di qua. Loro hanno salvato la nostra famiglia. Ma i due vicini, angeli custodi, non si sentono certo due eroi. L'ho fatta proprio per qualsiasi persona, poi in quel momento là non penso di aver salvato nessuno, però c'è dentro qualcosa che ti spinge a farlo.